Qual è il futuro dell'UDC in Sicilia? Beh, il futuro dell'UDC in questo minuto a livello regionale, devo dire, il partito si è ben organizzato, abbiamo un nuovo segretario regionale e a fine ottobre faremo un congresso straordinario. C'è questo interloquire con NCD che ancora non, diciamo, non si capisce bene, ma comunque i rapporti sono, come si direbbe con un termine, molto ravvicinati. E poi c'è questa intesa profonda col PD, insomma, ecco, col PD sia a livello regionale che proprio a livello di politica stiamo lavorando insieme, insomma, quindi vedo più che per l'UDC, vedo un futuro potrebbe essere roseo se si affrontano i problemi delle persone, se facciamo le leggi, se la gente ha delle risposte. Il futuro del nuovo centrodestra, lei è stato uno dei fondatori, l'onorevole Alfano annunciava una probabile confluenza verso il PD di Renzi. Non c'è nessuna confluenza, il ministro Alfano ha fatto un ragionamento diverso. Noi abbiamo una storia che non intendiamo minimamente rinnegare, abbiamo dei valori, abbiamo dei principi, abbiamo dei programmi. Noi oggi siamo in questo governo perché intanto abbiamo col nostro contributo impedito la deriva che potenzialmente poteva travolgere non un governo ma addirittura il sistema paese. Stiamo adesso imponendo nell'agenda del governo tutte quelle che sono le nostre priorità sulla tematica del lavoro, sulle tematiche dell'economia, sulle tematiche meridionaliste che sono da sempre state una nostra battaglia. Teniamo il punto sulle identità e sui valori in materia di argomenti assolutamente delicati quali la questione gender e quale la questione delle cosiddette coppie di fatto, che noi sicuramente vogliamo riconoscere dal punto di vista dei diritti individuali, ma vogliamo tenere assolutamente ben distinti e distanti dall'idea di matrimonio. Questo è quello che noi oggi stiamo facendo. È di tutta evidenza che se il governo segue la nostra agenda, così come peraltro la sta seguendo, noi evidentemente un ragionamento in termini di prospettiva stiamo facendo, anche perché la stiamo proprio espletando in questi mesi, in queste settimane, anche perché, diciamolo con grande franchezza, un paese difficile e complesso come l'Italia, in una economia assolutamente instabile, un quadro economico instabile come quello oggi dell'Italia, dell'Europa, ma anche di un sistema globale più generalizzato, non può assolutamente vedere una parte contro l'altra armata, ma deve vedere dei quadri politici assolutamente più stabilizzati, sull'esempio della Germania, dove il centro-sinistra storico, cioè la socialdemocrazia, assieme alle forze popolari storiche, la CDU e la CSU, convivono assieme nel governo Merkel.